Ciao ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo visto una vittoria incredibile contro la Roma, ragazzi, l'abbiamo proprio, secondo me l'abbiamo massacrato psicologicamente, infatti vi dico, vi anticipo, vi spoilerò che ha abbandonato la partita, non l'ha finita. Quando l'ha abbandonata, lo dovete scoprire voi, andandovi a vedere magari il video. Nel frattempo, ragazzi, io vi chiedo di lasciare un like magari a questo video o di iscrivervi anche al canale per rimanere aggiornati sulla nostra scalata alla Divisione 1. Detto ciò, andiamo subito con la prossima partita perché ci restano 3 partite da fare e un po' di punti da guadagnare per arrivare in Divisione 4. Io dicevo comunque nelle puntate precedenti che il livello si sta alzando e si vede perché sto avendo molti più problemi a passare di divisione quando scendiamo a fine stagione. Intanto Lights FC, che cazzo di squadra è? Va bene, vedremo che fenomeni hanno. E dicevo io, sto avendo un po' più di problemi, al di là del fatto che sono scarso, per carità, però effettivamente il livello mi sembra che si sia alzato. Già passare dalla 6 alla 5 è stato difficile, dalla 5 alla 4 comunque sta risultando complicato. Intanto i ragazzi là sono abbastanza fenomeni, abbiamo un Mario Rui a terra, anche Olivera, incredibile. Rachmani a terra e Juan Joshua, incredibile, assurdo. E vabbè, i nostri avversari li vediamo, De Bruyne, Neymar, a posto, si vola. Cioè, sempre se lui vuole iniziare. E... Tanto ragazzi rispondo a un messaggio. Intanto vediamo se e dico se ci fanno iniziare la partita. Eccoci qua. Ragazzi, comunque fino ad ora non mi sta risultando difficile giocare con Ostigard perché per il momento Napoli non ha un nuovo centrale. Ma comunque anche con i nuovi acquisti, raga, io penso che preferirei, no penso, Las Vegas Lights, mamma mia, fenomeni. Preferirei aspettare i nuovi aggiornamenti, le nuove e la fine del calciomercato per prendere i giocatori eventualmente nuovi del Napoli, così mettono le carte con la maglietta, insomma, che preferirei. Intanto siamo partiti qui. Meret, rischio mastodontico, però riusciamo ad arrivare dall'altro lato con Zielinski che cambia verso il Ciuchi Lozano, che ha un po' di spazio, scende il Ciuchi sulla fascia, se ne va il Ciuchi sulla fascia, attenzione, Lozano, il cross in mezzo, Osimhen, e mettiamo a referto il primo tiro, ragazzi. Mettiamo a referto il primo tiro. Bene, così avanti Napoli. Attenzione, Ostigard su Haaland, lo riesce a contrastare, la palla la recupera Zielinski, che poi appoggia a Mario Rui, che la dà a Kvaratskhelia, che appoggia a Mario Rui ancora, Zielinski, triangolo pazzesco, Kvaratskhelia può crossare, attenzione, Lobotka, Anghissà dentro per il Ciuchi Lozano, che appoggia dietro verso Di Lorenzo, dribbling del Giannino Di Lorenzo, fantastico, cross in mezzo, Osimhen non riesce ad impattare. Forse qui un cross un po' frettoloso, però avevamo imbastito una bella azione. Attenzione Mario, Rui su Neymar, incredibile. Poi Zielinski appoggia per Anghissà, sbaglia lo stop Anghissà. Ostigard, bisogna chiedere attenzione su Neymar, Ostigard prova ad attenderlo e poi Di Lorenzo su Vinicius. Ciuchi Lozano appoggia su Anghissà che prova a cambiare tutto verso Kvara, non ci riesce. Ah, qua peccato, ho cambiato giocatore, se no Osimhen poteva avere qualche speranza di arrivare. Ostigard, bellissima palla per Zielinski, si ferma Osimhen che allarga verso il Ciuchi Lozano che appoggia con Anghissà 1-2 col Ciuchi Lozano, la botta, la parata di Vitor Bahia. Su una conclusione velenosa. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Attenzione. Lobo prova ad andare da Giannino Di Lorenzo in questo caso che appoggia verso Kvara. Peccato. Di Lorenzo ancora. Kvaratskhelia. Oh. No ragazzi, no. No ragazzi, no. Doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. No ragazzi, no. Attenzione, Ostigard deve contrastare Haaland, non ci riesce.
Giannino su Neymar, grandissimo Giannino che però riperde palla e ma guarda che ci faceva là? Ah, domande, effettivamente, la vera domanda. Vabbè, comunque, recuperiamo palla, Mario Rui, oh sì, mamma mia, Neymar che ruba una grandissima palla e poi Rachmani in anticipo su Vinicius Junior. Anch'essa Lozano deve cambiare tutto, la palla non arriva a Kvisha Kvaratskhelia, adesso sì, Zielinski, Mario Rui, palla per Kvara, per Zielinski, forse qui abbiamo esagerato con i passaggi in profondità. Ostigard su Neymar, attenzione, Neymar prova a chiudere Ostigard che viene superato troppo facilmente, Meret fa sua la palla e il rilancio lungo di Meret, attenzione Osimhen, mamma mia Di Lorenzo, grandissima palla di Lorenzo per il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene, il Ciuchi se ne va, il Ciuchi prova a metterla dentro, mamma mia, il piede del difensore, provvidenzialissimo in questo caso. Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Mario Rui, Kvaratskhelia appoggia per Zielinski ancora, Anghissà dentro per il Ciuchi Lozano che crossa Osimhen di testa, la parata di Vitor Bahia. Lobotka, Zielinski, palla per Mario Rui, la palla in qualche modo arriva a Kvaratskhelia che riappoggia dietro per Zielinski, la palla per Anghissà, fermato, peccato. E poi recuperiamo palla perché sbagliano il passaggio, è una partita molto divertente, molto divertente, effettivamente. Di Lorenzo, Ciuchi Lozano, mamma mia, viene mangiato il Ciuchi, ma Ostigard anticipa Haaland, Lobotka, palla per Osimhen, fermato da Marquinhos. C'è un cazzo di difensore in questo gioco, raga, incredibile. Cancelo, attenzione, Zielinski, provvidenziale su Neymar, Kvaratskhelia prova a recuperare su Arnold, la palla arriva poi a Haaland, che ci fa tremare, Filippo Haaland ci fa tremare, Filippo Haaland. Meret, prova il rilancio lungo, tanto ai punti stiamo vincendo noi, ma chiaramente non vale, quindi. Attenzione Vinicius, Ostigard in anticipo ancora su Haaland, poi Di Lorenzo, anticipato il Ciuchi, poi Di Lorenzo mette palla fuori. Stiamo giocando bene, raga, stiamo giocando bene. Anghissà, attenzione Giannino Di Lorenzo, cross in mezzo, mamma mia ragazzi, qua ce la caviamo, c'era Mario Rui su Haaland, ragazzi. Mario Rui su Haaland, ragazzi, vabbè. Meret, attenzione, un po' corto, arriva Osimhen di gran carriera, Anghissà, mamma mia ragazzi, qua un po' ce la caviamo. Poi Ostigard, come dice Carista, Ostigard, Mario Rui, Zielinski per Osimhen che la dà a il Ciuchi Lozano che appoggia per Anghissà, che sbatte la palla in porta, e ci portiamo sull'1-0 ragazzi, anticipa tutto Rachmani, poi Lobotka, Anghissà, fermato, secondo me qui con fallo il Ciuchi, ma recuperiamo palla proprio col Ciuchi, Anghissà appoggia per Zielinski, attenzione break di Zielo che prova ad allargare verso Giannino Di Lorenzo, cross in mezzo, Osimhen, azione spettacolare, avremmo meritato di più, ma Osimhen la mette alta sulla traversa, 2 minuti di recupero, attenzione Ostigard prova a contrastare Haaland, ma Haaland è una bestia chiaramente, attenzione la palla arriva a Musiala, c'è il maestro che però si ferma, mamma mia che gol che ha fatto ragazzi, che cazzo di gol ha fatto ragazzi, cioè me lo voglio pure vedere, ok, è assurdo, guarda là, cioè per carità stava da solo, ah. Fine primo tempo raga, stiamo pareggiando un po' immeritatamente perché secondo me abbiamo
stramaledettamente dominato, e infatti i numeri dicono questo, ma chiaramente ragazzi il fatto di aver dominato non significa nulla e ci troviamo sull'1-1. Osimhen, Lobotka, Mario Rui appoggia per Zielinski che la dà Lobotka, la ridà Zielinski, Kvaratskhelia appoggia per Mario Rui ancora, Mario Rui se ne va, Mario Rui, cross di Mario Rui, c'è Zielu, incredibile, calcio d'angolo alla fine, qua molto sfortunati, poteva andare indubbiamente meglio. Tanto Lobotka prova ad andare da Osimhen, attenzione, Osimhen prova a fare la sponda, non ci riesce. Anghissà prova a recuperare su Neymar, Anghissà, la palla recuperata da Neymar, da Rachmani, attenzione, Ciuchi, l'avevo recuperata ragazzi. Lobotka, attenzione, alla fine Victor Baia mette palla giù e riparte con un lancio lungo. Rachmani prova ad andare su Haaland, niente da fare, Mario Rui prova a chiudere su De Bruyne, riesce ad infastidirlo e poi praticamente recupera palla, Zielinski gliela ridà, attenzione Mario Rui appoggia per forza su Kvaratskhelia, prova il dribbling, attenzione Kvara recupera palla di nuovo, Kvaratskhelia, fallo da dietro, bruttissimo su Kvaratskhelia, è un giallo anche regalato, nel senso che sto fallo da dietro secondo me poteva anche essere valutato diversamente. Lobotka prova ad andare da Osimhen che prova ad andare da Zielu, troppo lungo, peccato, attenzione, palla presa, no, che mi deve fare fuorigioco, dai. Lobotka prova ad andare da Anghissà che lo vede relativamente libero, che appoggia verso Di Lorenzo che la ridà ad Anghissà che appoggia per Osimhen che ha provato a liberarsi, niente da fare, il Ciuchi Lozà, no, perché Lozà? Ma perché? Ma non ha proprio senso questa giocata. Meret prova ad andare da Ostikar, attenzione, allarga verso Mario Rui che prova ad allargare verso Kvaratskhelia, freddissimo, Kvaratskhelia, freddo, ma recupera palla poi, benissimo, ma cazzo, mamma mia ragazzi, ma che sta succedendo raga? Ma che sta succedendo? Ma che è successo? Ma che cazzo hanno fatto? E ovviamente lui passa, ma che cazzo è? Questo Fabio è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? A Maronna Mondo Vergine lo marcava, a Maronna Mondo Vergine. Allora ragazzi, io ultimamente mi sto trovando bene a fare sta cagata, metto Raspa come seconda punta e proviamo a raddrizzare la partita. Politano al posto di un Ciuchi un po' stanco, diamo un po' di freschezza e dai cazzo, Ciolito non lo metto, lascio Victor Osimhen. Ci proviamo io perché stiamo perdendo proprio immeritatamente, ci proviamo. Ostikar allarga verso Mario Rui che appoggia Zielinski che la dà Raspadori, Osimhen prova a darla a Zielinski di nuovo, attenzione, Lobotka, Osimhen, palla per Zielinski che allarga verso Kvaratskhelia, si gira Kvara, prova ad entrare in area Kvaratskhelia, incredibile, Mario Rui, Ostikar di nuovo per Mario Rui, allarga verso Kvaratskhelia,
Calcio d'angolo. Il direttore di gara indica il tiro dalla bandierina. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora 0. Wow, ma quando ne ha cagnati? Lobotka prova ad andare da Osimhen, attenzione che prova ad appoggiare Kvaratskhelia. Incredibile. Incredibile ragazzi, incredibile. Non tenim short. Politano dentro per Osimhen. Fermato da Kim ragazzi. Da Kim. Zielinski prova ad andare subito da Raspadori, niente da fare. Mamma mia Son. E poi palla per Haaland. Mamma mia Meret. Miracolo di Meret. Raspadori, palla per Kvaratskhelia in profondità. Prendila Kvara, ti prego, prendila. Ma Dio cane. Ma Dio cane. Ma com'è possibile che non ci arrivi? Come cazzo è possibile? Come porca troia è possibile ragazzi? Non ha proprio senso questa cosa. Di Lorenzo prova ad andare da Osimhen, fermato, palla lunga. Porco Dio. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Grandissimo Lobotka, attenzione, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, prova ad entrare Zielu, tiro di Zielinski. Cazzo di Vitor Bahia ragazzi. Cazzo di Vitor Bahia. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Lobotka prova ad andare ancora da Osimhen che prova ad appoggiare, non ci riesce. Politano recupera palla, appoggia per Raspadori, palla recuperata da Modric, così, senza senso. Zielinski è... Mamma mia ragazzi. Ostigard, errore di Ostigard. Rachmani recupera palla. Lobotka prova ad andare da Krejci a Kvaratskhelia che prova a cambiare verso Osimhen che prova ad appoggiare, niente da fare, c'è nessuno che accompagna. Arriva adesso Lobotka, Politano, Osimhen prova a darla a Kvaratskhelia. Mamma mia ragazzi. Ostigard, Lobotka, Kvaratskhelia. Continuiamo a sbagliare le impostazioni. Di Lorenzo, proviamo un po' più di calma. Adesso la palla arriva a Raspadori che si gira alla grande, palla per Kvaratskhelia. Attenzione, Arnold, ovviamente Arnold. Mamma mia ragazzi, mamma mia, quanto è immeritata questa sconfitta, non si può nemmeno spiegare. Zielinski, Kvaratskhelia, attenzione, Mario Rui che prova il cross, non arriva. Niente da fare. Mario Rui, Zielinski, Kvaratskhelia, dribbling, attenzione, palla arriva a Lobotka, Lobotka! È finita, ci hanno provato fino in fondo, hanno sfiorato proprio nel finale quel dettaglio. Sconfitta totalmente immeritata, ma sconfitta. Traditi forse dalla stanchezza. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Mamma mia.